nostra classe ci sono delle persone, dei miei compagni, che fanno cose senza motivo, come spintonano o superano. Per esempio, superare. A cosa serve superare? Perché tanto abbiamo un posto in classe, cosa serve superare? Ho capito che devo migliorare il mio comportamento, non è che devo andare avanti. Cioè, anche se sei ultimo, abbiamo un posto, tutti quanti nella classe. Oggi abbiamo fatto con queste classi della scuola elementare un laboratorio interattivo sul tema dei conflitti. Abbiamo fatto una chiacchierata inizialmente con i bambini su che cosa vivono loro nei loro litigi, come li ricordano, come pensano che avvengano, quali sono i passaggi che li portano qualche volta a qualche piccola o grande escalation. Abbiamo provato a fare insieme qualche esperimento, qualche prova, qualche gioco, quindi una modalità estremamente interattiva e partecipata che ha aiutato i bambini a sperimentare delle forme di comunicazione differenti. Il laboratorio di questa mattina è stato non solo molto stimolante, ma ho visto che è stata una bella occasione di riflessione per i bambini. Erano molto emozionati, ma passato il primo emozione ho visto che si sono messi in discussione. Tu non devi peggiorare la cosa, ma diminuirla sempre di più con vari metodi. Ci sono dei trucchi e delle modalità di comunicazione che ci aiutano a realizzare la de-escalation, cioè ad abbassare la fiamma di un conflitto. Ci ha insegnato che magari invece di continuare a litigare, intendo dire nel dire parolacce o molte cose brutte agli altri, si potrebbe semplicemente accettare che l'altro è diverso, tipo a me piace pallavolo, un altro calcio, a me non piace calcio, a lui non piace pallavolo, ma dato che siamo diversi dobbiamo accettarlo. Non si deve litigare per una cosa così piccola. Attraverso la sperimentazione di queste tecniche i bambini in prima persona hanno vissuto un'esperienza differente, scoprendo che si possono affrontare dei disaccordi in maniera non conflittuale, non degenerativa. Il laboratorio secondo me è stato molto utile per i bambini, credo abbiano capito come poter utilizzare le loro risorse per cercare di evitare i conflitti. Spunti di lavoro ce ne sono tanti, penso che ci serviranno parecchio perché dovremo andare avanti con questo tipo di lavoro nelle relazioni che hanno